A Trento, alla Dunata delle Penne Nere numero 91, non potrà mancare il reparto Salmerie di Vittorio Veneto con i suoi muli. La macchina organizzativa è già in moto. Domani alle 7 la partenza dei primi 7 uomini. I primi cominceranno già a partire alle 8 domani mattina verso Trento, perché allestiranno lì i recinti per i muli e gli attendamenti, e quindi quanto tutto serve per la logistica. Mentre i muli insieme con gli altri partiranno invece nella mattinata di venerdì. 5 i muli che arriveranno a Trento, gli stessi che sfidarono l'anno scorso a Treviso. Mancherà la grande star della Dunata del Piave 2017, l'ultimo mulo alpino, Iroso. Ovviamente non ci sarà il buon Iroso, perché l'età anagrafica è quella che è, ha 39 anni, e portarlo a Treviso è già stato per noi un bel successo, però fargli fare questa strada fino a Trento per lui è troppo pesante. Probabilmente grandi e piccini potranno vedere ancora una volta il Vecio Iroso a giugno in occasione del raduno Triveneto a Vittorio Veneto, ma solo se le condizioni meteorologiche lo permetteranno e se arriverà il nulla osta del veterinario. Intanto le salmerie si preparano alla Dunata di Trento e allo sfilamento di domenica, ma venerdì saranno protagoniste di un altro momento. Alpini e muli cammineranno fino a Vilassano, paesino a 7 km da Trento, dove si esibirà il coro Ana di Vittorio e dove soprattutto il reparto vivrà un incontro emozionante. È un incontro inaspettato, nel senso che c'è giunta voce che c'era questa possibilità di far incontrare i muli a un reduce di Russia, trentino, che abita proprio nella zona in cui noi siamo accampati. Quindi abbiamo pensato di fare cosa gradita, andando verso la sua casa, la sua abitazione, e fermarsi proprio da lui.